benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Il Basian si svuota dall'acqua che l'ha affondato, riportato a galla da 2 gru. Al nostro microfono il direttore marittimo che coordina il recupero. Lo scafo non sembra aver subito particolari danni. La procura segue le operazioni su una motovedetta. Domani il relitto a Termini Imerese. Morto folgorato a Ficarazzi nel Palermitano un operaio impegnato in una cabina elettrica. È il terzo lavoratore a perdere la vita in Sicilia in 4 giorni. Attualità politica, Cleo Licalzi eletta presidente del PD siciliano, Barbagallo di nuovo al vertice. Il partito resta diviso, assenti all'assemblea quasi tutti i deputati regionali, contrari alla riconferma del segretario. 21 giugno, da oggi il giorno più lungo dell'anno, con il solstizio che inaugura l'estate e gara tra le bandiere blu. Le spiagge con le acque più limpide della Sicilia. Nel Messinese sono 11 chilometri di costa che potranno fregiarsi del simbolo, da Mortelle e Capopeloro sino a Santa Margherita. A Catania aperti stabilimenti e lidi, folla alla playa, l'unica chiusa ancora per pochi giorni, la spiaggia libera numero 2. Salina, la più verde delle Eolie, tra le mete preferite dai vacanzieri, un'isola che incanta con la sua bellezza selvaggia e l'ospitalità genuina. Estate e rock all'aperto a Messina, Vasco Rossi in concerto stasera e domani allo stadio. Tutto esaurito da mesi, 78.000 i biglietti venduti, fanno in fila come vedete già da ieri. Calciomercato, il Catania pensa all'attacco, presentata una proposta inglese per il prolungamento, mentre in settimana verrà sciolto il nodo Cianci con la Ternana. Calcio a 5, oggi il via alla finale scudetto con la Meta Catania a Napoli. Bentrovati, il Basian riemerge lentamente dalle acque di Porticello. Sono iniziate alle 7 di questa mattina le operazioni per svuotare e alleggerire lo scafo. Domani il relitto sarà trasportato a Termini Imerese, dove sarà ispezionato per individuare le cause del naufragio avvenuto 10 mesi fa. Emanuela Corsi. Una volta effettuata questa prima operazione di svuotamento, la barca verrà di nuovo riposta in galleggiamento in maniera tale da effettuare delle prove che ci ha chiesto il perito della procura. Eccolo il Basian, mentre emerge dalle acque di Porticello, dove è affondato nella notte del 19 agosto dello scorso anno. Il relitto viene tenuto a filo d'acqua dalle gru Ebolift, come vediamo da queste immagini dall'alto, mentre viene svuotato per poi essere trasportato sospeso in aria nel porto di Termini Imerese, dove verrà ispezionato. Un progetto ambizioso e faraonico da 25 milioni di euro. Attorno alla zona del recupero diverse le motovedette della Capitaneria di Porto per controllare il tratto di mare e verificare che non vi sia versamento di carburante dall'imbarcazione. Presente a bordo di una motovedetta anche il PM Raffaele Cammarano, che coordina le indagini e i militari della Guardia Costiera impegnati negli accertamenti. Una volta a terra verranno fatte altre ispezioni, come spiega il comandante maltese a bordo della nave Diciotti. Queste sono delle prove che il perito ha prescritto al fine poi di aggiungerle a tutte le altre analisi e verifiche che si faranno per poi avere un quadro completo della situazione dello scafo, dei motori, e poi aggiungendola a tutti gli eventi che sono successi quella sera, chiaramente si potrà essere in grado di ricostruire l'evento. Dagli accertamenti sarà possibile determinare le cause della tragedia che portarono alla morte di 7 persone, tra cui quella del tycoon Mike Lynch, proprietario del veliero. Tra le persone indagate dalla Procura di Termini Imerese per omicidio colposo plurimo, il comandante neozelandese James Catfield, l'ufficiale di macchina Tim Parker, che quella notte doveva attivare i sistemi di chiusura dei portelloni, e il marinaio di guardia Matthew Griffith, che invece doveva segnalare l'arrivo della tempesta. Ma c'è anche un'altra inchiesta, parallela, per un'altra
morte legata alla maledizione del Besian, quella del sub-olandese Rob Cornelius Wieben, ucciso probabilmente da un'esplosione durante le operazioni di taglio del Boma. Anche qui 3 gli indagati per omicidio colposo e violazione delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. Ancora un morto sul lavoro in Sicilia, il terzo in 4 giorni. Un operaio è rimasto folgorato a Ficarazzi nel Palermitano. Aveva 60 anni, una scia che si allunga sempre di più e che rende drammatico il problema sicurezza. Orazio Longo. Da una prima verifica sembra che l'uomo sia rimasto folgorato mentre stava realizzando lavori di muratura per conto terzi. Giovanni Sanfilippo, operaio di 60 anni, è stato trovato morto nei pressi di una cabina di media tensione in via Merci a Figarazzi, in provincia di Palermo. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Sul luogo dell'incidente anche i tecnici dell'ASP. La cabina è stata sequestrata e la salma di Sanfilippo è stata trasportata all'Istituto di Medicina Legale per l'autopsia, che sarà disposta dalla Procura di Termini Imerese. L'ennesima morte sul lavoro a poche ore da un'altra, avvenuta in una cava a Castronovo, vittima Elio Reina, e dall'incidente che ha ucciso Samuel Scacciaferro, altro operaio 26enne di Caccamo, morto folgorato pochi giorni fa mentre lavorava in un impianto fotovoltaico a Menfi. Una lunga scia di sangue che si allunga sempre di più. Non accettiamo più questa strage silenziosa, gridano i sindacati, che denunciano una situazione insostenibile e chiedono interventi concreti. Secondo i dati emersi dalle ispezioni nei cantieri e nei luoghi di lavoro, oltre il 70% delle aziende controllate presenta irregolarità. Molte violazioni riguardano la sorveglianza sanitaria, la mancanza di formazione, i rischi elettrici, la sicurezza dall'alto e l'uso scorretto di macchinari. Ma sono pochi gli ispettori, denuncia la CGIL, 49 in Sicilia a fronte dei 751 in Lombardia e anche degli stessi 161 della Calabria. A Catania un proiettile vagante di piccolo calibro ha ferito una giovane al volto ieri sera intorno alle 23 nel quartiere di Nesima. La vittima, giovanissima, 18 anni, si è presentata al pronto soccorso dell'ospedale San Marco e ha raccontato che mentre si trovava al balcone si è sentita colpire al capo, è stata operata e ha perso l'occhio. Gli investigatori accerteranno naturalmente come sono andate le cose. Attualità politica. Anthony Barbagallo è ufficialmente segretario regionale del PD. La sua è una riconferma per un altro mandato, ma a fare notizia sono in realtà le assenze della quasi totalità dei deputati regionali, compresi nomi storici del partito in Sicilia. Manlio Viola. Il congresso regionale del PD ha ratificato all'unanimità questa mattina l'elezione di Anthony Barbagallo a segretario regionale. Si è trattato di poco più di una formalità, visto che il segretario era già stato scelto. La sua vice sarà Valentina Chinnici, anche lei indicata nella fase precongressuale. Presidente eletta stamattina con voto palese all'unanimità è Cleo Licalzi. Ma Barbagallo sarà segretario di un partito diviso. 8 deputati regionali su 11 hanno disertato il congresso e fra loro ci sono anche nomi pesanti, partendo dall'eurodeputato Giuseppe Lupo, ma anche il capogruppo all'Ars Giuseppe Catanzaro, il presidente della commissione regionale antimafia Antonello Cracolici, il sindaco Giovanni Burtoni, amico personale del presidente Mattarella, il deputato cislino Mario Giambona e il più grande oppositore di Barbagallo, Fabio Venezia, solo per fare qualche nome. Ci sono diversi assenti, c'è una parte del partito che non ha partecipato al congresso, noi la rispettiamo e continuiamo a tenere la porta aperta, la mano tesa, come dire, per coinvolgerli sulla costruzione delle idee e dell'azione politica. Al congresso del PD, poco più di una formalità, come detto, presenti anche i rappresentanti delle forze della coalizione, fra cui il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola, il coordinatore regionale di Controcorrente Gandolfo Loverde, il segretario di Sinistra Italiana Pierpaolo Montalto, la co-portavoce regionale di Europa Verde Antonella Ingianni e Angelo Biondo della segreteria regionale della CGIL Sicilia. Parla dell'esigenza di tornare a cementare la coalizione il commissario per il congresso del PD, Nico Stumpo, che con oggi conclude il suo mandato. È una presenza stamattina significativa, il centrosinistra e il campo progressista si ritrova attorno al PD, un'alternativa in questa terra è possibile. Però serve un campo largo, inclusivo e alternativo soprattutto nei metodi della selezione dei manager, nei metodi della costruzione delle liste e nei metodi di costruzione del consenso, che devono essere alternative rispetto a questa lottizzazione di potere, clientele e patronati che fa il centrodestra.
Da domani si deve partire con la ricostruzione di un partito a pezzi e di questo l'intera classe dirigente ha dovuto prendere atto. Restiamo a Palermo a 3 giorni dal clamore suscitato dall'inchiesta per corruzione che coinvolge il presidente dell'Assemblea regionale Galvagno. La politica siciliana si interroga, malgrado le notizie frammentarie, sorpresa da un'inchiesta che in realtà parte da lontano, ancora Maglioviola. Cosa c'è veramente nelle carte della Procura relative all'inchiesta che ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati del presidente dell'AS Gaetano Galvagno con l'accusa di corruzione? È la domanda che si pone tutta la politica siciliana. La Procura resta in silenzio, ma le notizie circolate fino ad ora sembrano davvero troppo poco perché la magistratura decida di fare un passo come questo. Tutto avrebbe avuto origine dallo scandalo della mostra fotografica della regione a Cannes, un progetto da poco meno di 4 milioni di euro stoppato dopo essere finito sulle pagine dei giornali. Ma da Sicilia Donne e Cinema, la mostra milionaria con incarico dato a una società del Lussemburgo, l'inchiesta aperta e poi richiusa proprio per effetto dello stop avrebbe aperto invece il vaso di Pandora. La magistratura avrebbe iniziato a indagare sui contributi del programma Sisili e poi dai meandri dell'assessorato turismo sarebbe passata alle cosiddette leggi mancia fatte per 2 anni dall'Ars distribuendo contributi in finanziaria in base alle indicazioni dei deputati. La corruzione di Galvagno sarebbe in un'auto fornita a Milano dall'imprenditore Tommaso Dragotto, al presidente rimasto a piedi, nei biglietti per eventi e spettacoli omaggiati dall'impresario Nuccio Laferlita, nelle consulenze date ai suoi 2 collaboratori, lavori fatturati ma fittizi secondo la magistratura per far girare i soldi a fronte di contributi per 300.000 euro. Cose indimostrabili, a meno che non ci siano intercettazioni. Ma se ci sono, cos'altro c'è in quei nastri? Questa è la domanda principe che si pongono tutti nell'isola. Le emergenze della Sicilia all'inizio dell'estate, sanità, siccità, incendi e sullo sfondo, come abbiamo appena sentito, le inchieste che continuano a colpire il Parlamento regionale. E ancora le novità che arrivano dalla Giunta Schifani per il centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina che vede i genitori in grande apprensione. Nella nuova puntata de Il Punto, l'approfondimento condotto da Luca Ciliberti, oggi in diretta alle 14.30 su Telecolor e domenica alle 14 su Antenna Sicilia, sarà la politica ancora una volta protagonista. Tra gli ospiti numerosi parlamentari regionali e da Palermo collegamenti con il congresso regionale del Partito Democratico. Primo giorno d'estate caratterizzato dal solstizio che segna il giorno più lungo sulle spiagge di Messina. Da quest'anno sventola la bandiera blu. La consegna del vessillo agli operatori balneari è un'occasione di sviluppo e di crescita economica. Francesco Triolo. È il primo weekend d'estate all'insegna del sole e del mare, un'estate a Messina sotto il segno del colore blu perché in ogni lido sventolerà la bandiera del riconoscimento che la città dello Stretto ha conquistato per la prima volta per servizi e qualità delle spiagge e del mare e che deve diventare un'opportunità, un'occasione di sviluppo e crescita economica. Quanto vale la bandiera blu per gli operatori messinesi? Da 1 a 10, 10, perché grazie alla bandiera blu possiamo essere molto più competitivi con tutte le altre strutture che ci sono al nord finalmente. Bandiera blu per noi significa grandi speranze di allargare il mercato e di accoglienza di persone provenienti non solo da Messina, non solo dall'Italia, ma anche dal resto d'Europa. 11 chilometri di costa che potranno fregiarsi del simbolo, da Mortelle e Capopeloro sino a sud a Santa Margherita, e adesso si lavora per un'altra sfida, quella di recuperare la spiaggia di Mare Grosso a 200 metri al centro città. Quella è una sfida, è un percorso che abbiamo avviato già da parecchi anni, siamo alla fase conclusiva. A breve dovremmo avere l'autorizzazione a realizzare i lavori di bonifica, è proprio l'ultimo passaggio. Abbiamo il finanziamento e anche il progetto per la realizzazione, per la demolizione di 13 fabbricati abusivi che ci sono in quella zona. Da Messina a Catania, dove da oggi sono ufficialmente aperti stabilimenti e lidi. Tanta gente al solito alla playa, l'unica chiusa ancora per pochi giorni è la spiaggia libera numero 2. Orazio Longo.
Aprono le spiagge, la Libera numero 1 e la Libera numero 3 alla Playa e il Solarium di San Giovanni Licuti. Per la spiaggia Libera numero 2, a causa della rimozione di alcuni manufatti in cemento, bisognerà invece aspettare ancora qualche giorno. Ultimi ritocchi per il Solarium del Nautico, che sarà pronto martedì. Col 21 giugno, insomma, Catania apre le porte all'estate, anche se le ultime piogge hanno tenuto tutti col fiato sospeso. In particolare la pioggia di giovedì, che aveva messo in allarme i tecnici per la soglia di tracimazione del canale Arci, con l'intervento di sorveglianza conclusosi poche ore dopo. A preoccupare anche gli sversamenti di acqua. Ad ogni modo, ad ora le analisi del mare dicono che la qualità dell'acqua è sufficiente nei punti di prelevo di Aquicella Sud e negli sbocchi dei canali Forcile e Arci. Ottime invece al viale Kennedy 91, al Paradiso degli Aranci, a Vaccarizzo e a Primosole. Nuovi prelievi verranno effettuati a fine giugno e poi a fine luglio e a fine agosto per verificare l'eventuale presenza di Escherichia coli ed enterococchi. Tanta la gente che si è riversata sulle spiagge. Sul fronte della viabilità, attenzione a chi usa l'auto per raggiungere le spiagge. Per lunghi tratti della Playa è vietato parcheggiare. In alternativa è attiva la linea D degli autobus AMTS. Un salto alle Eolie adesso, tra vulcani silenziosi, calette nascoste e sapori autentici. Salina incanta con la sua bellezza selvaggia e l'ospitalità genuina. Un viaggio tra natura, emozioni e una storia millenaria. Eva Spampinato. A Salina è esplosa l'estate e i turisti già dai primi giorni di giugno arrivano sull'isola più verde delle Eolie per godere di un mix unico di storia, sapori e natura. Salina è un'isola vulcanica, è una storia molto lunga, quasi 450.000 anni, tutta la parte subaerea. Un'isola che incanta con le montagne che si specchiano nel blu, i profumi di Capperi e Malvasia e poi il mare. Cosa c'è là sotto? Il paradiso terrestre. Qui ogni sentiero sembra condurre a un segreto. Non si può spiegare a parole, è qualcosa di fantastico. Perfect, nice and warm, very... Questo ragazzo arriva dall'Australia ed è sorpreso dall'acqua così calda e cristallina, mentre da Londra c'è chi viene qui per trovare calma, pace e accoglienza. Per me mi piace parlare italiano, credi o no? A Lingua il pane cunzato è poesia da mordere. A Pollara tutto parla di Massimo Troisi e del suo postino. Qui il sole non cala, si tuffa in mare. Il Belvedere, qui sopra a Pollare, che è molto bello soprattutto per il tramonto. Salina è un libro di storia a cielo aperto e se c'è chi i libri li scambia, tu prendi un libro e poi ne posi un altro. C'è chi li sfoglia per raccontare del punto più antico dell'isola, Pizzocorvo. E questo è l'ultimo periodo dell'attività, è di circa 13.000 anni fa, che è invece associato a un vulcanismo estremamente esplosivo, un'attività pliniana. Questo era un lago? Il lago, cioè il cratere di Pollara, noi dobbiamo immaginare che noi ne vediamo mezzo cratere, l'altra metà era a mare, però l'azione, consideriamo che questa è la parte molto più esposta, diciamo, il maestrale ci batte in faccia in questo momento. Di conseguenza, nel corso dei 13.000 anni, tutto l'apparato eruttivo è stato smantellato dall'azione sia eolica sia dalle mareggiate che hanno chiaramente mangiato continuamente la costa. E in questa fase comunque il processo di arretramento continua anche abbastanza velocemente. Ha sollevato apprensione tra i residenti e i turisti a Ortigia la vista di pesci morti, una cinquantina di cefali, galleggianti nelle acque dell'isola che costituisce la parte più antica di Siracusa. Sono stati anche prelevati campioni d'acqua da parte dell'azienda sanitaria, ma la Guardia Costiera ha ridimensionato l'allarme. In realtà i pesci sarebbero stati gettati in mare, probabilmente già morti da alcuni pescatori. E a proposito di qualità dell'acqua, a Pantelleria è stato sequestrato il depuratore dell'isola, perché dagli accertamenti è emerso il mancato rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi e una non corretta gestione del ciclo dei rifiuti. E il gran traffico di fine settimana sull'autostrada A19 Palermo-Catania si registrano code e rallentamenti in direzione del capoluogo etneo tra i comuni di Casteldaccia e Bagheria in provincia di Palermo. L'ANAS informa che ci sono 4 chilometri di coda con flussi di circolazione in aumento nelle prossime ore in uscita da Palermo a causa degli spostamenti locali del weekend in direzione delle località di mare. Estate uguale anche grandi concerti all'aperto. A Messina
in coda sin da ieri sera fuori dallo stadio i fan di Vasco Rossi, che stasera si esibirà nel primo dei 2 concerti in città. Tutto esaurito da mesi, 78.000 i biglietti venduti. Francesco Triolo. 78.000 spettatori in 2 concerti. Vasco Rossi torna allo stadio Franco Scoglio con un doppio appuntamento sold out e per raccontare la sua vita spericolata sui palchi e fuori nella vita che va avanti da quasi 50 anni. Il comandante, anche a Messina per il suo Vasco Live, ha raccolto i suoi fans in attesa già da ieri sera. I primi ad arrivare, da dove venite? Da Vittorio. Bari. È il primo concerto, quindi spero che mi piaccia, però giustamente. Sta inciso sulla pelle, non so se si vede, anche qua, quindi. Da dove venite? Da Catania. Quando siete arrivati? Ieri sera. Tutto questo per Vasco anche in queste condizioni. Così. Guarda cosa ti faccio vedere per Vasco, cosa c'ho a casa. Io ho creato la stanza di Vasco. Ma Vasco è vita, no? Tu da dove vieni? Io vengo da Anzio, provincia di Roma, vicino al mare, e seguo Vasco perché mi porta tutte le emozioni del mondo e cerco di seguirlo in tutta Italia, dal nord a sud, Torino, Casalecchio di Reno, Messina, e mi fa conoscere sto popolo. Vivo a Palermo, sono amico con lui che viene da Milano. Da Roma, Vasco anche questo. Allora, da Sciara, veniamo da Sciara. Paesello in provincia di Palermo. Vicino. Raga, quando siete arrivati? Siamo arrivati ieri verso l'1 di pomeriggio. Siamo arrivati col treno, poi ci siamo accampati qui con le tende. Vasco perché è troppo, una passione troppo grande. Non si spiega ormai da qualche anno e quindi continueremo fino a quando non finirà. È vicino con le sue canzoni nei momenti difficili, anche in quelli felici. Si preannuncia un concerto viaggio nel tempo con tutti i suoi brani storici, quelli più iconici, con un palco alto 28 metri e largo quasi 90, 5 giganteschi schermi per rendere il concerto un'esperienza ancora più emozionale e coinvolgente. Vasco, 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 Vasco. Straordinario questo affetto per Vasco Rossi a Messina. Ci fermiamo, è il momento della nostra pausa, tra poco per il calciomercato del Catania e poi la finale scudetto di calcio a 5. Vi aspettiamo. Calciomercato, il Catania pensa all'attacco, i rossazzurri hanno formulato una proposta inglese per provare a trattenerlo. Marco Carli. La prima data cruciale del mercato del Catania dipende dalla Sampdoria. Strano a dirsi, ma a causa dei problemi e dei ritardi legati ai play-out della B, i blu cerchiati alla Salernitana hanno chiesto e ottenuto una deroga per l'esercizio del diritto di riscatto con riferimento ai prestiti che prevedono tale possibilità. La finestra è stata spostata per tutte le società, dunque anche per il Catania, tra il 22 e il 24 di giugno. C'è tempo fino a martedì. Il nome più importante in entrata per quanto riguarda questi giocatori è ovviamente Cianci, ribadendo che non c'è nessun riscatto già esercitato dalla Ternana. Se i rossoverdi vorranno riprendersi Cianci, 13 gol in questa stagione, dovranno versare 100.000 euro al club di Pelligra, che nel frattempo in settimana ha fatto pervenire a Inglese attraverso il direttore sportivo Pastore un'offerta per prolungare la sua permanenza a Catania. Starà all'attaccante valutarla. L'obiettivo per la società è avere 2-3 giocatori che possano fare la differenza in attacco. Partire da Cianci e Inglese sarebbe certamente un ottimo inizio. I prossimi giorni sveleranno gli scenari definitivi. Tornando ai diritti di riscatto, rientrerà Teio, che la società proverà a piazzare all'estero. Tornerà anche Castellini, che è sul mercato. Il Catania vuole la cifra che si avvicina al 1 milione, magari con una parte fissa e l'altra dipendente dagli obiettivi. L'ipotesi potrebbe essere anche quella di girarlo in prestito, ma con obblighi ben precisi per il riscatto della stagione prossima. Ciccerelli, come risaputo, tornerà a Catania e nel corso della stagione si valuterà un eventuale prolungamento. Calcio a 5, stasera al via alla finale scudetto, la Meta Catania gioca gara 1 in casa di Napoli, gara 2 venerdì al Pala Catania. Marco Carli ancora.
La finale per il bis, la Meta Catania, altro club che inorgoglisce rendendo possibile ciò che al sud è sempre più complicato. Insegue un altro successo tricolore dopo il primo posto ottenuto nella stagione regolare e con il supporto del grande pubblico di Catania che diventerà decisivo, di sicuro, in gara 2. L'avversario è quello di sempre, in questi anni l'avversario per eccellenza, quel Napoli affrontato e battuto in Supercoppa e con cui è stata disputata anche la finale dello scorso anno. La Meta arriva a gara 1 in programma stasera in Campania con ancora negli occhi le immagini dell'ultimo match con Genzano che ha esaltato il pubblico fra i sali e scedi del suo andamento. Rossazzurri pronti ma anche consapevoli del valore dell'avversario. No, Napoli sicuramente, secondo me, è una delle squadre forti che in questi ultimi 3 anni sono sempre arrivate nelle finali. Contro di noi hanno fatto 3 finali, quindi si sa della forza loro, della qualità dei giocatori. E secondo me loro proveranno tutto a portare questo scudetto a Napoli. Però noi andiamo lì preparati, andiamo con la voglia, con la grinta. La gara 2 si terrà a Catania venerdì alle 20:30, eventuale gara 3 sempre al Palacatania domenica prossima alle 21. E noi ci fermiamo qui, grazie per l'ascolto, buon pomeriggio.